Si avvicina sempre di più la fase della convivenza con il coronavirus, una fase in cui servirà grande responsabilità, lo conferma il presidente del Veneto, Luca Zaia. Resta la pressione e l'apprensione rispetto alla possibilità che ci si possa rinfettare in maniera importante. È pur vero che tutte le comunità hanno avuto, ve l'ho già detto ieri, una curva di 70 giorni, cioè l'incremento della curva del picco dei contagi e dei ricoverati, scusate, e quindi la chiusura e l'inizio della fase di convivenza. Parola d'ordine: lucidità e niente atti eroici. È una fase di convivenza che affrontiamo e dobbiamo affrontare con responsabilità, con molta lucidità, sapendo che atti eroici possono diventare pericolosi. Servirà quindi abituarsi quanto prima a utilizzare le mascherine, ma non solo. Qualcuno che dia una lettura di liberazione totale. Non sarà così. Conviveremo con la mascherina, conviveremo ancora col distanziamento sociale,